L'emittenza locale è risorsa per il territorio, lo ribadisce un convegno all'Università di Padova alla presenza dei presidenti dei più importanti Corecom nazionali, tra gli invitati anche il direttore news del gruppo televisivo T-Vision, Domenico Basso, che ha portato l'esperienza del gruppo nell'ambito della comunicazione, le difficoltà e i problemi dell'emittenza locale sul territorio. L'era del digitale sta mettendo a dura prova le televisioni locali, la molteplicità dei canali, a disposizione nuova risorsa, ma anche più investimenti che non sempre le emittenti hanno a disposizione. Ed è proprio questo il punto di svolta, la necessità di rivedere il modello di distribuzione delle sovvenzioni statali, revisioni di cui i Corecom si fanno per primi promotori. Bisogna che il governo abbia a prendere in considerazione definitivamente il problema e debba ritenere che i mezzi di sovvenzionamento non possono solamente essere quelle prevedute dalla legge 440/98 su determinati criteri, su determinati principi obsoleti. La valorizzazione è attraverso uno sforzo che dobbiamo fare per spingere il governo a cambiare la normativa di concessione dei contributi, privilegiando l'occupazione e soprattutto la qualità della programmazione territoriale. Il rischio e il vantaggio di questa situazione è quello di una selezione, diciamo così, naturale. Resisteranno solo i più forti, quelli secondo i Corecom che più saranno presenti e radicati proprio sul territorio. Ma deve anche ritrovare nuove formule che possano consistere nel provare a riformulare tramite i Corecom regionali delle valorizzazioni alle emittenti che evidentemente meritano delle premialità. Le televisioni territoriali devono fare molta informazione, devono fare molti talk show politici e sportivi e guardare moltissimo alle realtà del territorio.